Secondo Corinzi, capitolo 4. O ministero apostolico. E Dio che ha avuto pietà in noi era di questa missione a noi, e proprio di questo motivo che non ci fa scoraggiare. Facciamo perché sta arrasando noi ogni cosa a scusa e chi ne infamità. Non ci comportiamo più, cui a quella non facciamo diventare favazza tutta la parola di Dio. Anzi, facciamo conoscere con la franchezza tutta la verità, e così ci potremo presentare con cuore contento innanzi all'uomo e innanzi a Dio. Si può tutto quello che noi preghiamo, Romano velato. Questo Romano è così per tutti quelli che stanno camminando in coppa a vira la nazione. Perché Satanas, o Dio che questo mondo, sta facendo accecare tutto ciò che vede loro, perché non facesse prendere per loro tutta quella luce che ineroglia il Vangelo di Gesù Cristo, che è a fiore di Dio. E così loro non crederanno in essa. Noi non preghiamo noi stessi, preghiamo solo che Cristo Gesù è il Signore. Noi siamo solo servi vostri, per mezzo di Gesù Cristo. E Dio ci ha detto, sprendendosi la luce rinda oscurore. Ha fatto sprendere rinda a noi che la luce soia, per ci far conoscere tutta la parola di Dio, che sprende in coppa la faccia di Gesù Cristo. La forza e la rebolezza dell'Apostolo. Noi portiamo rinda a noi stessi questo tesoro come rinda va segreta, perché potrà essere chiaro che tutta questa potenza assai rossa viene a rinda a Dio e non a rinda a noi stessi. Noi avremo scarpasata, ma non scamazzata, siamo sconcertate, ma non risparate, siamo guidate, ma non abbandonate, siamo sciaccate, ma non accise. Portiamo sempre rinda a noi che è la morte di Gesù, perché si potesse spalvacare pure rinda a noi tutta la vita sua. Siamo vivi, ma condannati a morte, tutte i quanti per mezzo di Gesù, perché pure tutta la vita sua si potesse mostrare in questa vita nostra. E così la morte sta sempre in a noi, perché la vita rimanesse sempre in ognuno di noi. La speranza della risurrezione. Sta scritta in la Bibbia. Ha giù creduto e perché sta giù parlato. Pur noi crediamo che lo stesso spirito è fede, e pur noi crediamo, e perché ci mettiamo a parlare, perché sappiamo bene che Dio ci ha fatto risorgere Gesù, o Signore nostro, e risorgerà pure noi, insieme con Gesù, e ci porterà innanzi a esso insieme con voi. Tutte queste succederanno per voi, perché se grazie a Dio si spanna in coppa un numero più grosso di persone, cresceranno pure tutte le preghiere per ringraziare Dio. Noi per questo non ci abbiamo mai scoraggiato, perché pure se il corpo nostro sta consumando e camminando mezza morte, chi le rinde si sta invece cagnando giorno per giorno, perché Dio cangerà questa vita. La sofferenza nostra rinde a questo momento è solo una cosa assai piccerella e ci sta preparando per una vita tanto chinerolia che non può resistere nata vita sotto a questo. E noi mettiamo tutto il cervello nostro, non coppa a quello che potremmo vedere con gli occhi nostri, ma coppa a tutto quello che non potremmo vedere ancora. Perché tutto quello che noi stiamo vedendo dura solo per poco tempo. Tutto quello invece che non vedremo ancora durerà per sempre.